La normativa è piuttosto chiara, nel momento in cui fai cessione di ramo di azienda deve assorbire tutti i lavoratori. Il piano industriale di Novatek non sta in piedi, sembra creato quasi in qualche modo ad arte per aggirarla questa normativa, e quindi noi proponiamo ai lavoratori di intentare una causa collettiva per cessione fittizia di ramo d'azienda. È l'unica novità clamorosa emersa al termine dell'ennesima giornata di sofferenza per i 458 della Safilo, dopo che Filctem CGIL ieri al tavolo dell'estenuante trattativa non ha voluto proseguire la discussione su un progetto che testualmente viene definito una scatola vuota. Filctem CGIL aveva chiesto uno stop e invece è arrivata una spaccatura sul fronte sindacale, con Filcams e Wiltec pronti a sottoporre ai lavoratori la proposta di Safilo, azienda cedente, ad accollarsi i costi dell'integrazione della cassa per le maestranze per 2 anni. È una scelta prematura, bisogna definire chi acquista, chi accetta il ramo d'azienda, qual è l'azienda, che tutele possiamo dare ai lavoratori. A me in questo momento non interessa l'ammortizzatore sociale o in qualche modo la tutela salariale, che pur capisco essere una grande cosa. Mi interessano i posti di lavoro, il valore industriale che noi stiamo perdendo in questo momento. Assemblee una dietro l'altra oggi fino alle 15:30 per la presentazione della proposta unica nella storia industriale italiana. Voto rinviato al rientro delle ferie estive e probabilmente sarà referendario. È una proposta che di fatto in Italia è unica, perché ai lavoratori gli viene garantita la retribuzione per 2 anni nonostante il periodo di cassa integrazione lunga. È un periodo in cui anche noi possiamo verificare la serietà di alcune proposte e noi pensiamo che questo possa essere anche un percorso possibile, però deve essere condiviso anche dalla, convinzione dei lavoratori. Noi abbiamo cercato quantomeno di dare risposte rispetto alle difficoltà che possono avere i lavoratori posti in cassa integrazione, che posti in cassa integrazione significa subire dei danni di carattere economico. Quindi abbiamo fatto dei ragionamenti ieri, quindi abbiamo garantito ai lavoratori, sia per quanto riguarda la Telios e sia per quanto riguarda la Innovatec, la certezza di avere una retribuzione piena. Volti cupi fra i lavoratori, ma i loro occhi sono liberi e aperti. La situazione è quella che è, noi siamo molto preoccupati e non ci voleva questo. La divisione tra Telios e la futura Innovatec. Esatto. Lei è dispiaciuta? Sì. Siamo partiti uniti, 400 persone da salvare, eccetera, eccetera. Adesso ci troviamo, oltre che dipendenti spaccati in 2, anche il sindacato che ha questa posizione, insomma, ci lascia un po' così. Noi vogliamo un lavoro, un posto di lavoro. Qui ci si sta presentando un posto di cassa integrazione, che è una cosa diversa. Tacciono le istituzioni, tutte in testa Regione e Mise, e non è un bel segnale.